Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Terzo giorno del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, giunto alla 61esima edizione, giornata nel segno del prestigioso Gran Premio Roma. Un premio Roma al quale i cavalieri azzurri si avvicinano con il morale alle stelle dopo le due vittorie di ieri. Ricordo il successo nella categoria barrage di Filippo Moyerson su Loro Piana Akron, cavallo nato ed allevato in Italia, e poi il bis spettacolare concesso da Luciano Campagnaro su Yokohama Emily nella categoria a tempo. Siamo nel corso della prima manche del Gran Premio Roma Trofeo Renault. È in campo per l'Italia Bruno Scolari su Barbetta Jackson RB. Categoria a due manche, si qualificano per la seconda i migliori 15 binomi su un percorso differente da quello originario. Alla fine classifica stilata in base alla somma delle penalità conseguite nella prima e nella seconda manche. Vediamo cos'è successo fin qui. Attendiamo comunque il termine del percorso del cavaliere azzurro che sta affrontando la doppia gabbia. Già 4 penalità per Scolari. Un errore replicato al verticale in bianco e grigio. Superato il muro. Conclude Scolari nel tempo di 84,44, 8 penalità per lui e per Barbetta Jackson RB. 8 le penalità di Barbetta. Vediamo la situazione. RB con un tempo di 84 per ora abbiamo 8 44. percorsi senza errori agli ostacoli, 7 netti e 1 con un'infrazione di tempo. Si tratta di Michel Robert per la Francia su San Patrignano Non-X, un altro francese Hervé Godignon su Twist du Vallon, poi l'olandese Henk van de Poel su Juriquilla, quindi l'altro olandese Bril Roelof su Ballworm Let's Go, poi il nostro Emilio Puricelli in sella a Dunia, mezza penalità per un'infrazione di tempo, però senza errori agli ostacoli. Quindi lo spagnolo Luis Astolfi su Fino Laina, l'inglese Michael Whittaker su Everest Midnight Madness e poi il belga Jean-Claude Vangenberg su Osta Carpets Queen. 15 binomi disputeranno la seconda manche. Per quanto riguarda gli altri italiani, 21 penalità per Andrea Bracci, poi Francesco Bussu 9 e un quarto, quindi Stefano Cesaretto si è ritirato, Gianluca Palmizzi 4, Marco Marmon ritirato, Giovanni Molin 12 e mezzo, Luciano Campagnaro in splendida forma dopo il successo di ieri, 4 penalità sempre in sella ad Emily, poi Guido Dominici su Match Ball 2 errori, uno dei quali alla Riviera, 8 penalità. Valerio Sozzi con Gisovat Pamina, 4 penalità e 3 quarti. Poi abbiamo ancora Loris Pugliatti, 18 penalità, Gianni Govoni su Imperial King, buon percorso, 4 penalità, anche un buon tempo, quindi probabilmente lo vedremo nella seconda manche. Poi abbiamo visto Bruno Scolari in apertura di collegamento, 8 penalità. Ora per il Belgio è in campo Ludo Philippert su Fidelgo. Approfittiamo del percorso del cavaliere belga per fare la conoscenza di questo tracciato ideato come di consueto da Marcello Mastronardi. Gran Premio Roma, Trofeo Renault, tabella A, velocità 400 metri al minuto, la lunghezza di questo primo percorso di 570 metri, tempo massimo 86 secondi, tempo limite 172 secondi.
È netto il percorso di Ludo Filipper su Fidelgo nel tempo di 83,48. Dunque un altro netto va a aggiungersi agli 8 precedenti. Adesso c'è uno spagnolo, 2 olandesi, un inglese. Conquista il diritto a disputare la seconda manche Ludo Filipper con Fidelgo. Il tracciato comincia con un muro con barriere 1,45 m, poi si affronta un verticale su balaustra 1,51 m, si piega a mano destra per affrontare una gabbia su fossi. Il primo elemento un passaggio di sentiero 1,45 per 1,60, l'elemento d'uscita un verticale di 1,5 m. Poi il numero 4 è un verticale di barriere 1,56, l'ostacolo seguente un largo, un passaggio di sentiero 1,47 per 1,70. Poi si affronta con una rapida giravolta il numero 6, un verticale con 3 barriere 1,58, quindi la triplice 1,55 per 2 metri. Poi la doppia gabbia, uno degli ostacoli più insidiosi naturalmente, la doppia gabbia di tavole e barriere. Il primo e il secondo elemento sono 2 verticali pressoché identici 1,5 m, poi l'elemento d'uscita un Oxer 1,48 per 1,60. Bene, il primo giorno 0,4. La distanza fra il primo e il secondo elemento è di 11,20 m, fra il secondo e il terzo di 7,40 m. Si prosegue con la balaustra un verticale di 1,58, poi la riviera 4,30 m, quindi un passaggio di sentiero 1,47 per 1,65. Gli ultimi 2 ostacoli sono un muro di 1,60 e un largo 1,50 per 1,70. Vi ricordo il tempo massimo di 86 secondi, il tempo limite di 172. In campo per gli Stati Uniti McLean Ward su Just Guess. Dopo il binomio americano vedremo ancora impegnati nella prima manche 9 binomi. In precedenza, pur non essendo iscritto fra i partenti sul tabellone ufficiale, si era esibito anche Massimiliano Baroni con Idea, 8 penalità per lui. Seguiamo McLean Ward, nato nel 75, è uno dei cavalieri più giovani presenti qui a Roma. Just Guess è un castrone paio oscuro di 17 anni di origine tedesca, 8 penalità nel tempo di 84,48. 8 le penalità per Just Guess in un tempo di 84 secondi e 48. Spesso nel Gran Premio Roma hanno ottenuto l'accesso alla seconda manche anche gli ex aequo, invece in questa circostanza non si supererà il numero di 15 e dunque a parità di penalità classificherà il tempo. Passeranno verosimilmente tutti i percorsi netti più qualche binomio che ha ottenuto 4 penalità. Sono molti, dunque qualcuno di questi dovrà rimanere fuori. Ieri giornata tinta di azzurro grazie ai successi di Filippo Moyerson, che ha portato un cavallo allevato in Italia al successo nel concorso ippico internazionale di Piazza di Siena a distanza di 10 anni. L'ultimo era stato nell'83 Argo de Villanova, proprio con lo stesso Filippo Moyerson. E poi entusiasmo anche per la prestazione guascona di carattere da parte di Luciano Campagnaro. Intanto Roberto Gambuti ci propone qualche cartolina, un cocktail direi estremamente riuscito fra equitazione molto bene questo cavallo nelle prime giornate e moda. Doppio netto. Il concorso ippico romano è tradizionalmente una prova tecnicamente valida sotto il profilo agonistico e lo è altrettanto per quanto riguarda la mondanità. In campo per la Germania
Geoff Malone, Elena Weinberg in sella a Lamborghini. È nata nel 63 in Inghilterra, vi ho già detto nel corso dei collegamenti precedenti che ha ottenuto la cittadinanza tedesca sposando il cavaliere Peter Weinberg. Per 2 volte consecutive campione di Germania. Lamborghini è un castrone paio di 10 anni di origine tedesca. Per ora i percorsi netti sono 9, dunque occorrerà attingere ai binomi che hanno ottenuto 4 penalità. C'è un errore da parte della Amazzone tedesca, che comunque si sta ben comportando qui a Roma. A corredo della lunga serie di piazzamenti dei cavalieri azzurri nella prima giornata e anche in quella di ieri, è arrivato anche il secondo posto graditissimo di Marco Porro in sella a Bogdan nella categoria all'americana che si è disputata in mattinata. La vittoria è andata a Willy Melliger per la Svizzera con Athlete. Willy Melliger che nella seconda giornata aveva già siglato il premio Campidoglio, una categoria libera scelta del percorso, sempre con lo stesso cavallo, e nella circostanza aveva battuto Roberto Arioldi. Dunque lo svizzero Melliger ha privato i cavalieri italiani di 2 successi. Vecchia conoscenza del pubblico romano Melliger. Intanto Elena Weinberg ha concluso con 4 penalità, però il tempo lascia ben sperare per la possibilità di disputare la seconda manche 79 e 60. Ed ora un percorso importante, quello di San Patrignano Mister, montato da Frank Slotak per la Germania, uno dei migliori cavalieri presenti qui al concorso ippico internazionale romano, una squadra tedesca orfana della sua punta di diamante, Ludger Beerbaum, oro individuale ai Giochi di Barcellona. Slotak è nato in Olanda, poi si è trasferito a 17 anni in Germania, reclutato da Alvin Schockmühle. Nel 79 ha assunto la nazionalità tedesca. In carriera ha vinto 27 Gran Premi. Ricordiamo a Los Angeles, alle Olimpiadi, bronzo a squadre. Mister di San Patrignano, è un castrone dal mantello grigio, ha 9 anni ed è di origine olandese. C'è già il primo errore, 4 penalità per Frank Slotak. Dopo un inizio in sordina tutti i migliori cavalieri hanno cominciato a fare sul serio. Nella giornata di ieri abbiamo visto binomi importanti, intanto inquadrato Vincenzo Muccioli che segue con attenzione la prestazione di San Patrignano Mister. Dicevo, alcuni cavalieri hanno un po' preso sotto gamba le prove minori di ieri per preparare le gare, le categorie più grosse, vale a dire il Gran Premio Roma di oggi e poi la Coppa delle Nazioni di sabato. In particolare abbiamo visto come sia cambiato il rendimento di Hervé Godignon, oggi netto, applauditissimo.
Rimangono 4 le penalità per Franke Slotak nel tempo di 82,74. Nel tempo di 82,74 per San Patrignano Mister. 4 falls, time 82,74. La seconda manche sarà ridotta rispetto alla prima, la lunghezza del tracciato sarà di 370 metri, 8 ostacoli. Questa prima manche prevede 13 ostacoli per 16 salti con una gabbia e una doppia gabbia. Naturalmente le due combinazioni rappresentano le insidie maggiori, però anche il passaggio di sentiero numero 5 ha mietuto qualche vittima, mentre invece si pensava che la triplice 1,55 per 2 metri potesse costituire un problema per cavalli e cavalieri, invece quasi nessuno ha commesso errore al numero 7. In gara ora un italiano, si tratta di Roberto Arioldi su Loro Piana Gabai. Arioldi è di Monza, è nato nel 1955, ha esordito in campo internazionale proprio qui a Piazza di Siena nel 76. Nell'87 campione nazionale in sella a rosa. Gabai è un castrone sauro di 10 anni di origine belga. Arioldi è presente a Roma oltre che con Gabai anche con Orchidea della Florida e con Lagan Bridge. Per quanto riguarda intanto 4 penalità per Roberto Arioldi, replica l'errore, ora si è disunito, 12 penalità per lui. Dicevo, per quanto riguarda i cavalli, fra cui il tecnico olandese Henk Noren alla guida dell'equipe italiana da gennaio dovrà tingere per la Coppa di sabato, vi posso dire che Guido Dominici su Match Ball ha ottenuto 8 penalità sbagliando al passaggio di sentiero numero 5 e poi alla Riviera. Valerio Sozzi con Gisova Pamina ha battuto l'elemento d'uscita della doppia gabbia, poi un'infrazione di tempo, 4 penalità e 3/4, una buona prestazione. Il migliore è stato ancora una volta Emilio Puricelli, percorso netto, mezza penalità per infrazione di tempo in sella a Dunia, che sta saltando davvero bene. Conclude Roberto Arioldi, 17 penalità, il tempo è di 89,24. 16 le penalità agli ostacoli, una per aver superato il tempo. In mattinata qualche spruzzo di pioggia, 17, poi in un tempo di 89 secondi e 24. tempo coperto, comunque terreno di gara perfettamente agibile. Ancora un cavaliere italiano, si tratta di Arnaldo Bologni in sella a Mayday. Abbiamo visto una fase rallentata del percorso di Roberto Arioldi ed ora fa il suo ingresso in campo Arnaldo Bologni. È di Reggio Emilia, è nato nel 1960. Ed è in campo Mayday numero 8, montato da Arnaldo Bologni per l'Italia. Il suo primo sponsor di un certo livello è stato il tenore Luciano Pavarotti. 14 anni, partecipato alle Olimpiadi di Barcellona. Esordio a Piazza di Siena nell'85. 5 anni dopo ha partecipato ai mondiali di Stoccolma. Riserva ai giochi di Barcellona nel 92. Mayday è un castrone baio di 14 anni di origine neozelandese.
la mini strigliata di Henk Noren ai nostri cavalieri ha sortito l'effetto voluto. Dopo la prima giornata una serie di piazzamenti, nessuna vittoria, ieri 2 successi, altri piazzamenti. Non è però il caso di farsi grandi illusioni, perché naturalmente ci vorrà almeno un anno per raccogliere i primi frutti del lavoro del tecnico che guida la nostra equipe. Qualcuno potrà dire che i successi fin qui sono arrivati in categorie piuttosto basse, ma è anche vero che quest'anno a Piazza di Siena sono presenti fior di campioni, e quando i battuti si chiamano Frank Slotak, John Whittaker, Jean-Claude Vangenberg, le vittorie hanno un certo significato. Un brivido per Arnaldo Bologni, bene anche alla Riviera. Ora sul muro 1,60 m, superato, ultimo ostacolo, un passaggio di sentiero, c'è errore proprio all'ultimo ostacolo, davvero un peccato. 81-89 il tempo, 16° in classifica provvisoria, quindi Arnaldo Bologni per questo errore non potrà disputare la seconda manche. Molti applausi per lui, davvero un peccato. L'ultima insidia è stata fatale a Bologni e a Mayday, che comunque escono fra gli applausi del pubblico, abbastanza numeroso nella giornata di oggi. E adesso il Castiga Italiani, Willy Melliger, che ha già vinto 2 categorie quest'anno qui a Roma. Nella circostanza il cavaliere elvetico monta Moët Chandon quinta C. Melliger ha vinto il suo primo titolo nazionale nel 74, poi si è ripetuto nell'83, nell'85, nell'87 e nell'88. Ha vinto 3 volte il Gran Premio di Parigi, vice campione d'Europa a squadre nell'81, poi medaglia d'oro nell'edizione seguente sempre a squadre. Quinta C è una femmina dal mantello paio di 11 anni di origine francese. Sempre presente in Piazza di Siena, Melliger, 5 volte campione svizzera. Fino a questo momento 9 percorsi netti, dunque da aggiungere 6 percorsi con 4 penalità in base ai migliori tempi. Però dobbiamo ancora vedere Melliger che è in campo, poi Leslie McNaught-Mendley sempre per la Svizzera, che si sta comportando con molto onore, quindi il belga Philippe Lejeune, Peter Weinberg per la Germania, il tenente Stefano Scaccabarozzi con Zeppelin, Willy Melliger e quinta C. In questa categoria all'opera 53 binomi, di cui 16 italiani. Per ora soltanto Emilio Puricelli ha la certezza di disputare la seconda manche, ma non dovrebbero esserci problemi neppure per Gianni Govoni. Intanto c'è l'abbandono da parte di Willy Melliger. Intanto una graditissima presenza qui alla nostra postazione. Si tratta di uno dei miti dell'equitazione mondiale, il brasiliano Nelson Pessoa,
che quest'anno non è in sella. Perché Nelson? Bene, con i nostri meglio cavalli della nostra scuderia sono stati impegnati nella Coppa del Mondo, che è finita appena qualche settimana fa, e quindi era impossibile di mantenerli in lavoro per venire a Piazza di Siena. Ho voluto stare qualche settimana di riposo per cominciare adesso nel mese di maggio la temporada d'estate. Nelson, lei sa che qui è molto amato dagli italiani che la stimano come cavaliere e anche dalle donne, perché lei ha un grosso fascino sul pubblico femminile. Il prossimo anno la vedremo qui a Roma? Sì, sicuro, aspetto, e ancora vedendo qui Roma con questo tempo bello, veramente mi fa male il cuore di non stare qui con mio figlio a gareggiare. A suo giudizio, qual è il miglior cavaliere e qual è il miglior cavallo che ha visto in questi primi giorni? Beh, oggi è il primo giorno che sto a guardare le gare, ho avuto già bastanti cavalli francesi, cavalli dell'inglese, ho avuto veramente molti cavalli in questo Gran Premio qui che sono di alta classe. Notizie su Rodrigo? Bene, Rodrigo sta bene, ha fatto una bella prestazione questo inverno e in 15 giorni già starà di ritorno a gara per preparare il Chio di San Gallo e Aquisgrana. Lei sa che l'Italia è in cura, diciamo così, presso Henk Noren, un olandese. Perfetto. Cosa ci può dire di questo cavaliere? Bene, io credo che l'Italia ha fatto una bella scuola. Henk Noren è un professionale molto capace, tengo molta fiducia nel suo lavoro. La gente, i cavalieri, tutta l'Italia devono stare un po' pazienti, lasciarle il tempo di poter mettere le cose tutti a posto e non spremere per ottenere dei risultati molto immediati, perché sa, lui c'è davanti da lui una concorrenza di tutti questi cavalieri qui. Intanto continua la serie dei percorsi di queste amazzoni terribili che vi stanno mettendo in difficoltà. Leslie McNaught Mendley per la Svizzera, percorso netto in 85 e 78. Prendiamo nota del 10° percorso netto della giornata. Io ho avuto una comunicazione di servizio tramite auricolare. Il regista Gambuti mi informa che dovremo dare la linea al telegiornale. Io lo farei approfittando dello spazio che ci sarà fra la prima e la seconda manche. Mancano ancora 1, 2, 3 binomi al termine di questa prima manche, dopodiché cederemo la linea ai colleghi del telegiornale, quindi fra 9 minuti circa. Ora in campo per il Belgio Philippe Lejeune in sella a Roby Foulard Shogun. Il Gran Premio Roma, una prova di prestigio, l'ultimo azzurro a vincerla è stato Piero Dinzeo con Easter Light nel 76. Una data lontanissima, farà i protagonisti di questa prova. Ricordiamo soprattutto la coppia francese Flambossi e Frédéric Cottier a bersaglio con precisione cronometrica a distanza di 2 anni nell'80, nell'82 e nell'84. Nelle ultime 2 edizioni un solo dominatore, Hervé Godignon, nel 91 con Akai Prince di Conville e lo scorso anno con Kidam de Revel. Godignon che è in gara anche oggi in sella a Twist du Vallon. Nelson, lei che tipo d'approccio ha avuto negli anni con questo Gran Premio Roma? Bene, veramente non mi ricordo bene, per me tutto che è passato già è veramente del passato. Non ho avuto la fortuna di vincere, mi ha
piazzato qualche volta bene, credo che è stato secondo un paio di volte, ma ho avuto l'onore di vincere il Gran Premio di Roma nel passato. 8 penalità intanto per Philippe Lejeune e per Shogun. Pessoa, lei comunque è sempre tornato volentieri qui a Roma, perché? Cos'ha di particolare questo concorso? Ha un fascino tutto suo. Sì, sì, è veramente un quadro bellissimo e sono delle gare sempre molto bene fatte, di percorso molto tecniche e infine una gara che se passando bene qui è una buona base, una buona orientazione per sapere il suo livello. Allora il penultimo cavallo in gara per la prima manche, si tratta di Peter Weinberg in sella a Worship. Un'ultima cosa, Nelson, poi la lascio andare, volevo un suo pronostico, non per oggi perché mi sembra alquanto complesso, ma per la Coppa delle Nazioni di sabato prossimo, la sua equipe favorita. Bene, nel sport è difficile ancora, principalmente con i cavalli, nel sport equestre di pronostico, ma penso che con l'Olanda, la Francia e l'Inghilterra. L'Olanda addirittura, prima della Francia e dell'Inghilterra? No, senza ordine. Come favorito io direi l'inglese, che sono qui con i cavalli veramente di prima classe, con tutti i 4 cavalieri manca Milton però. Bene, ma loro tengono 2 o 3 cavalli di punta. Qual è il suo cavallo preferito? Lei ne ha montati tantissimi, forse Chopin? Chopin è stato uno dei grandi cavalli, sì, ma adesso il cavallo della nostra passione è Special Envoy, che sta facendo tanto e veramente ponendo Rodrigo in una posizione molto privilegiata nel ranking mondiale. Special Envoy, un inviato speciale che ha spesso collezionato scoop veramente apprezzabili sui campi ostacoli di tutto il mondo. Seguiamo ancora Peter Weinberg che ha già commesso un errore, 4 penalità per Worship. Dopo di lui avremo Stefano Scaccabarozzi con Zeppelin. Ancora un errore all'elemento di uscita della doppia gabbia. Va a ultimare la sua prestazione in cavaliere tedesco, che abbiamo visto impegnato alla riviera, poi si gira a mano sinistra per affrontare il muro e l'ultimo passaggio di sentiero, che è 1,5 metri per 1,70. 16 penalità nel tempo di 81,72. Impossibile per Peter Weinberg ottenere l'accesso alla seconda manche. Vi ricordo, classifica definitiva poi stilata in base alle penalità della prima e della seconda manche. Ultimo binomio impegnato nella prima manche, Stefano Scaccabarozzi per l'Italia in sella a Zeppelin. Sta entrando in campo per l'Italia il capitano Stefano Scaccabarozzi, monta Zeppelin numero 82. Non appena Stefano Scaccabarozzi avrà finito il suo percorso vi daremo velocemente l'elenco dei binomi, dei 15 binomi qualificati per la seconda manche, che seguiremo in diretta dopo l'edizione flash del TG2. Ha partecipato al campionato del mondo di Aachen, capitano Scaccabarozzi, oro di squadra, Pessoa, qual è il punto decisivo di questo percorso? Intanto abbiamo visto che il nostro cavaliere ha iniziato male, commettendo errore e bissandolo immediatamente dopo. È stato un percorso molto bene misurato, con un po' di difficoltà per tutti e
un percorso serio, senza troppo difficile, ma è anche il primo giro, deve qualificarsi 15 cavalli per la seconda volta. Io credo che Marcello è stato molto felice con questo percorso di oggi e credo che vedremo un bel secondo recorrido un po' più difficile. Marcello è Mastronardi, il sì, direttore di campo, sì. l'uomo più abbronzato d'Europa. Sì. Così credo che vada al pubblico un bello gran premio. E intanto oggi. dopo un inizio incerto Scaccabarozzi si è rimesso sui binari più giusti. C'è un altro errore, 12 penalità e c'è errore anche all'acqua. Questa riviera proprio non va giù ai cavalieri italiani. Sì, la Riviera di Roma è stato sempre un salto difficile, larga e grande. 4,30 metri. Sì. Intanto conclude la sua prestazione Scaccabarozzi, 20 penalità nel tempo di 86,23. Dunque andiamo a vedere chi sono i binomi qualificati per disputare la seconda manche, poi avverto i colleghi del TG che cederò loro la linea. Per la Francia Michel Robert su San Patrignano Non X, per la squadra francese ancora Hervé Godignon Twist du Vallon, poi l'olandese Henk van de Poel su Juriquilla, l'altro olandese Bril Roelof su Ballworms Let's Go, quindi Emilio Puricelli per l'Italia in Sella Dunia, lo spagnolo Luis Astolfi su Fino Laina, l'inglese Michael Whittaker su Everest Midnight Madness, il belga Jean-Claude Vangenberg su Osta Carpet Queen, l'altro belga Ludo Philippertz con Fidelgo, la svizzera Leslie McNaught Mendley su Panoc Revanche B, tutti questi a percorso netto, mentre invece con 4 penalità si qualificano grazie ai migliori tempi John Whittaker per l'Inghilterra, Gianni Govoni per l'Italia con il suo Imperial King, poi Warren Clark per l'Inghilterra su Benjamin, ancora Otto Becker per la Germania su Hermans Paledo e infine Elena Weinberg per la Germania in sella a Lamborghini. Io ringrazio Nelson Pessoa per il suo contributo, speriamo di rivederlo il prossimo anno qui a Piazza di Siena.